Presidente Anselmi, al GAL Baldolessini ha l'onere e l'onore di aver ospitato questo primo incontro di coordinamento dopo la notizia di avvenuta finanziabilità dei nuovi PSL. Sì, assolutamente, è stata una bella giornata con tutti i presidenti della Regione Veneto e i direttori, è stata anche l'occasione quindi per condividere la strategia, quanto è stato fatto fino adesso, la nuova programmazione e soprattutto per costruire squadra, creare sistema e soprattutto lavorare per un forte coordinamento per il futuro. Questo strumento, questo tavolo di coordinamento è importante, lo è stato anche nel PSL 14-22, insomma è importante condividere idee e progetti. Assolutamente, è un tavolo tecnico-politico dove ci sono entrambe le componenti, dove si condividono le criticità, ma soprattutto si prospettano anche le strategie, le visioni, la programmazione futura e soprattutto i GAL del futuro, come saranno i GAL del futuro. Quindi è un lavoro importante di sinergia che adesso ci condurrà ad altri incontri fino al rinnovo del coordinamento di fine anno e sarà anche l'occasione per decidere il coordinamento che partite giocherà. Infine, territori molto diversi tra loro, ma insomma c'è sempre un minimo comune denominatore, c'è la volontà di creare sviluppo e innovazione sui territori all'interno delle comunità. Sì, siamo all'interno del leader, quindi ci occupiamo di creare sviluppo soprattutto nelle comunità marginali, quindi ridurre il gap tra le zone meno sviluppate e quelle maggiormente industrializzate e sviluppate. Questo è il ruolo del leader, è il ruolo dei GAL, ma soprattutto il ruolo dei GAL del futuro sarà un ruolo di sinergia anche in altri settori, soprattutto per andare ad incontrare quelle che sono le esigenze di tutti i giorni. I GAL stanno facendo sistema e stanno giocando un ruolo importantissimo.